Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo pronti? Siamo pronti? Sì, siamo pronti ad iniziare una nuovissima puntata di Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo, Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno ascoltatori. Buongiorno. Tutto bene? Sì. Tutto molto bene, tutto molto bene. Che settimana è oggi? Oggi è la settimana di Sanremo. Oh, vedi? E anche noi diremo la nostra su Sanremo. Sì. Dai. I titoli un po'. Vabbè, dai. Allora, andiamo subito a leggere i titoli velocemente. Vai. Perché siamo come sempre di fretta e di furia. Allora, anche noi diciamo la nostra appunto sul Festival di Sanremo. Poi smog a Rovigo, proprio tutta un'altra cosa, sì. questo titolo. Dagli Alpi alle piramidi, Poi dai gambero alla balena. Ecco ambiente e le guardie ecologiche. E poi coronavirus in Polesine. Questo non è poi tanto. Sì. E poi 1929, come diciamo noi, l'anno del Jason. Questi sono i titoli che andiamo a sviluppare oggi all'interno di Made in Polesine. Noi ci sentiamo tra pochissimo. Ed eccoci, allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo che andiamo a sviluppare, si dice così, no? Dai. Sì. Anche noi naturalmente diciamo la nostra riguardo appunto il Festival di Sanremo. Chi siamo insomma, noi per esimerci? Sì. Allora io ti premetto che ho visto solo la prima serata di martedì. Sì. Quella di mercoledì l'ho saltata e oggi siamo a giovedì, quindi ho solo la prima puntata. Bene. Allora, che dire? Anch'io. Anche tu. Allora, cosa parliamo di? Innanzitutto, secondo me, bravo Amadeus, come sì. Questo era fuori dubbi, insomma, Amadeus. Sì, però sai, siccome confermato. Si diceva che era il festival di Fiorello più che altro, che effettivamente Fiorello, secondo me, Fiorello è inattaccabile, bravo. Vabbè, questo è fuori dubbio. Però sì. è un po' sbraghesson, è un po' invadente. E sai che Fiorello insomma ha questa diciamo fama di essere protagonista, se vogliamo, sì, è protagonista, però la prima donna, anche se in questo caso insomma il conduttore principale naturalmente sì. è Amadeus, però lui se potesse come ripeto, secondo me Amadeus è bravo, però facendo una critica su Fiorello, ma chi siamo noi? Siamo gli Aldo Grasso della radio. Allora, ho l'impressione che Fiorello non ha voluto prendersi la responsabilità di presentarlo, però se tutto va bene è merito di Fiorello, se va male è solo colpa di Amadeus, il povero. Però comunque per me Amadeus è stato bravo. Però volevo sottolineare della prima serata quello che mi ha colpito. Sai, per me, però questa qua la copia un copyright di Ruggito del Coniglio di mercoledì mattina, sì. Però gli do ragione. Loro dicono, e lo dico anch'io, chi è stato secondo te il più grande protagonista della prima serata? Chi è stato? L'assistente in studio che c'era sopra che diceva bisogna applaudire. Hai visto? Sì, è vero. Sì, che si vedeva. Cioè di solito gli assistenti in studio che ti obbligano a applaudire, sì, a sorridere, non si vedono. Questo qua invece era onnipresente. Era lui, sì. E poi secondo me sempre i vecchietti dei Muppet Show che erano là sopra a coordinare tutto qua. Perché probabilmente la gente fondamentalmente si rompeva i maroni e questo qua li obbligava. E poi secondo me il più grande protagonista, al di là di Achille Lauro che si è spogliato, poteva anche fare a meno, perché questa è stata una cosa orribile. Sì, per il fisico che ha, non peraltro, poi dal punto di vista spettacolare ha colpito, sì. Però dal punto di vista fisico fa cagare. Ecco, l'hai detta proprio così. Vabbè. Però dopo, secondo me, il grande protagonista, quello che ha ricevuto la più bella standing ovation, sì. È stato il maestro Vessicchio. Il maestro Vessicchio è sempre quando allora, arrivano a qualche stagine le vibrazioni dovevano cantare e invece di applaudire le vibrazioni ha applaudito Vessicchio, quindi grande protagonista. Allora, abbiamo parlato di Achille Lauro, in ogni caso è un grande spettacolo mediatico nazionale popolare, tutti ne parliamo male, tutti, però tutti lo guardiamo. Io l'ho guardato martedì, mercoledì non l'ho guardato perché ero via, altrimenti l'avrei guardato, poi me lo guardo su Rai Play. Io sinceramente non riesco più di tanto a guardare Sanremo, cioè, qualche spezzone così proprio, ma non riesco a mettermi lì tutta la serata a guardare Sanremo, cioè, sai cosa piace a me? Non ce la faccio veramente. A me piace guardare Sanremo e guardare i Twitter.
Perché secondo me bisognerebbe fare una raccolta di tutti i tweet che si fanno su tutti gli argomenti. Chi segue Twitter sa che ci sono gli argomenti topici del momento, e su questi ci sono un sacco di commenti, e i commenti che ci sono su Sanremo a me fanno morire. Per esempio ne dico uno, dai, poi dopo chiudiamo. C'era quello di Spinoza, che è un sito satirico formidabile. Ha detto che le ci sta in dialetto, parliamo dell'anno del Giasson. Ha detto che la categoria dei musicisti si divide in chi cazzo è, ma non era morto quello lì, è vero? Il massimo O ci sono gente che non abbiamo mai sentito noi normodotati, oppure c'è Rita Pavone che è riesumata c'è ancora, sì. È un po' piegona, Vabbè, c'è un po' di pieghe. Sembra come dice il mio amico Fiorigi, sembra Charles Bronson. Salutiamo il nostro amico Fiorigi. Vabbè, comunque Sanremo assolto, che se ne dica. A me piace seguire Sanremo, e vi consiglio, se vi capita, se vi piace, seguite Sanremo guardando anche Twitter, Oppure guardate un film. oppure guardate noi. Dai, allora abbiamo concluso questo nostro primo step come sempre, e adesso ci assentiamo, brevissima pausa, torniamo tra poco. E siamo così rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso tutt'altro genere, tutt'altro argomento, parliamo di smog a Rovigo, insomma ci sono state delle restrizioni in questi giorni. Allora, premetto una cosa. Sì. Primo, che il nostro regista Maurizio mi ha sgridato, che è stato lungo. Abbiamo fatto il primo. Vabbè, però c'è da dire che intanto che partivano le canzoni che prima di questo secondo step abbiamo parlato solo di Sanremo. Quindi che se ne dica, Sanremo e Sanremo. Detto questo, smog Rovigo, ferme auto, perché si parla di queste polveri sottili. Ricordiamo che su 34 giorni dal 2020-28 a Rovigo erano tutte fuori dai parametri, e che dire, vale la pena o non vale la pena fermare le auto? Sembra proprio di no, però. Secondo me conta veramente poco, è solo una cosa demagogica, tanto per dire facciamo qualcosa. Tra l'altro c'è anche un obbligo da parte di una legge del 1994-95 che praticamente obbliga le amministrazioni comunali, quando ci sono questi parametri sbagliati, di fare qualcosa e fermare il traffico, che secondo me non conta assolutamente niente. Che è la cosa minima che si può fare, perché non è che si può dire alla popolazione non accendete il riscaldamento. Allora la cosa che si fa subito è quello del blocco del traffico, anche se abbiamo constatato, non noi ma in varie località, insomma, che non succede assolutamente niente. Non cambia più di tanto, insomma, pochissimo. Tra l'altro a Rovigo, visto che è una città tentacolare che ha un movimento eccetera, hanno vietato anche, che prima non c'era, i veicoli commerciali Euro 4, e lì piombano le multe. Allora, che dire, innanzitutto che solidarietà ai commercianti. Tra l'altro il CNA, uno dei presidenti di questa associazione, ha detto giustamente: guardate che non potete mettere in crisi una categoria, perché non è che tutti possono cambiare un furgone mediamente dura dai 15 ai 16 anni. Adesso, perché non puoi passare per Rovigo, devi prendere un furgone nuovo che costa 40-50 mila euro, in questi tempi è molta fatica. Si fa fatica, anche se tu sei un po' nel settore automobilistico, però effettivamente è veramente un problema, insomma, per chi anche se dobbiamo dire che i mezzi commerciali sono un po' obsoleti, sono vecchi, ma spesso possono entrare anche per qualche motivo, perché si deve scaricare la merce e così via. A Rovigo neanche loro. Vabbè, e questo è già un bel problema. E il sindaco Gaffeo ha detto bisogna attenersi al senso civico, ha proposto un nuovo piano del traffico, quindi vorrebbe chiudere ancora una volta il corso eccetera, e gli artigiani hanno detto che entreranno in crisi anche per questo. Facciamo solo una piccola polemica. Io sono stato 2 domeniche fa a Rovigo, è il deserto dei tartari, quindi se comincia anche a vietare le macchine, a vietare questo, a vietare quest'altro, il centro storico si sposterà alla fattoria e Rovigo diventerà una città fantasma. E questo è un bel problema. L'ultima analisi che ho visto su un giornale, che le 10 navi di crociera che girano nel nostro Mediterraneo inquinano insieme come 260 milioni di auto. E quindi venite a romperci le scatole a noi con la nostra macchinina, che magari non riusciamo a cambiare perché è un Euro 4 e non abbiamo i soldini per prendere un'altra. E vabbè,
Quindi meno demagogia, più realismo, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che Rovigo è una delle città più inquinate, nonostante che non abbiamo fabbriche, quelle poche che ci sono chiuse. Quindi da dove arriva? Probabilmente è la situazione geografica, la nostra nebbia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma secondo me, che non sono un tecnico, eccetera, fermare le macchine non conta assolutamente niente. Meditate, o gente. forse uno 0,0. Ma anche meno. Anche meno. Anche meno. Allora dai, siamo in conclusione per quanto riguarda questo secondo argomento. Noi ci sentiamo tra pochissimo per continuare come sempre Made in Polesine. No, devo dire che il mouse lo abbiamo appena cambiato, il mouse è nuovo, questo qua, quello che vedete, è nuovo, nuovissimo. Allora, quel mouse lì... Ma però, insomma, a volte... Posso dire la verità? Non riesco a trovarlo, insomma. Quel mouse lì l'aveva ancora quel Commodore 64. È proprio il primo. Vabbè. Che poi mi sembra che il Commodore non avesse neanche il mouse. Ma tu eri all'avanguardia allora? Avevo già il mouse. C'è ancora quello con la pallina sotto senza l'ottica. Vedi, è pure wireless. Hai visto? Vabbè, dai. Scherzi. Allora, terzo argomento che abbiamo in scaletta quest'oggi, ecoambiente e le guardie ecologiche. Allora, guardie ecologiche, Ecoambiente, a voce del presidente Marco Trombini, già ex presidente della provincia, eccetera, ha detto che ha istituito, perlomeno a Rovigo, le guardie ecologiche che hanno la facoltà di fare le multe per chi abbandona i rifiuti in maniera sconsiderata. Da noi dovrebbero arrivare subito, perché chi frequenta un pochino gli argini, va a fare 2 passeggiate o qualcun altro per altre cose, noi no. No, assolutamente no. Però noi facciamo i complimenti a quelli che vanno negli argini a fare altre cose, perché ogni frutto la sua stagione. Bravi ragazzi, divertitevi e moltiplicatevi. Esatto. Però anche da noi, allora, siccome è secondo me un'iniziativa importante, ripetiamo, da Ecoambiente, ha detto il presidente Marco Trombini che sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti, quindi possono fare multe, non è che devono solo segnalare, se trovano qualcuno in flagranza di reato che può fare le multe, addirittura c'è anche il penale, ed è una cosa che secondo me è molto molto importante e molto molto utile. Sappiamo di amici che stanno facendo delle manifestazioni per raccogliere i rifiuti nei fiumi, negli argini, eccetera, eccetera, eccetera. Se aggiungiamo a questa brava gente, veramente chapeau, anche un sostegno dal punto di vista giuridico, dove ci sono delle guardie appunto ecologiche che possono fare multe e possono segnalare chi si comporta male, che butta i rifiuti dappertutto, eccetera, eccetera, sì. Cosa buona e giusta. Noi la sottolineiamo, noi speriamo che i nostri comuni del Basso Polesine, visto che in Basso Polesine abbiamo gli argini più alti e più lunghi del mondo, ma anche quelli più sporchi perché ci si trova di tutto. Io l'anno scorso ho seguito gli amici di Taglio di Po che hanno raccolto i rifiuti, c'era di quella qualsiasi, c'erano gomme di trattori, e poi c'erano lattine di olio esausto, sì. E poi c'era vernici, c'è tutta roba che se va poi un po' ce la beviamo noi oppure inquiniamo il mare, comunque abbiamo già sottolineato in altre occasioni, però continua questa Carmenson, diciamo, continua a ripetersi, ed è una cosa negativissima, quindi ben venga l'istituzione di queste guardie ecologiche. E Ecoambiente lo sproniamo, l'amico Marco Trombini, visto che lo conosciamo, abbiamo conosciuto anche per la sua competenza quando è stato presidente della provincia, siamo sicuri che farà bene anche qua. E questa qua è una ruffianata, Sì, è uno spottino. È uno spottino, no. Marco Trombini, bravo. Vabbè, dai, allora la vogliamo anche nei nostri paesi, anche qua in Basso Polesine. È finito? No, finito. Se potevo concludere. Puoi premere il mouse antediluviano. Ci sentiamo tra poco. Abbiamo il mouse più antico d'Italia. Ma funziona però. Funziona quando vuoi tu. Attenzione. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, come sempre su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV.
E adesso un altro titolo molto di attualità, veramente, noi siamo nell'attualità oggi. Non si parla d'altro, il coronavirus in Polesine. È arrivato poi in Polesine? No. Allora, sembra proprio soprattutto non ci sono casi in Polesine di persone ammalate, però ci sono 10 casi da monitorare, come ha detto il direttore della nostra UIS Compostela. C'è la psicosi del coronavirus, fondamentalmente non abbiamo ancora capito se ci dobbiamo preoccupare. Il fatto che hanno chiuso 7 città da 11 milioni di abitanti l'una vuol dire che forse un pochino bisogna preoccuparsi. Però sembra che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si sia comportata bene, sia riuscita perlomeno a bloccare su questa città famosa ormai Wuhan, che io non sapevo neanche esistesse. Io Wuhan pensavo fosse quello di Bim Bum Bam, sai? Invece è una città di 11 milioni di abitanti, praticamente come tutto il Veneto e la Lombardia insieme. La cittadina. E sono riusciti anche a bloccarla. Chiedendo a un amico ma non saremmo riusciti noi in Italia a far questo? Ha detto: guarda che le condizioni di democrazia in Cina sono un po' diverse dalle nostre, quindi là se reclami legno vabbè, quindi mettila via. Comunque, tanto per dire, in Polesine ci sono 10 casi da monitorare. Perché sono stati dei cittadini cinesi che sono arrivati, sono rientrati e quindi bisogna controllarli. C'è stata anche la polemica dei nostri governatori, il governatore della Lombardia, il governatore del Veneto e del Trentino, che volevano appunto mettere in quarantena i bambini che sono ritornati. Allora, secondo me, se non ci sono sintomi non conta niente, però ma se nel periodo di incubazione non ci sono sintomi e quindi forse è cosa buona e giusta. Quando poi ci sono i sintomi è tardi allora, ma secondo me sarebbe giusto fare questa cosa, dopo non so. Però sai, per me c'è l'effetto Bronsaquerta, ti spiego cos'è. Perché il popolo cinese, in questo clima un po' di razzismo che c'è in Italia, allora c'è da una parte gli abitanti dell'Africa, gli abitanti musulmani, eccetera, molto spesso i cinesi erano un po' lasciati a parte, perché è una comunità che fondamentalmente non disturba, accoppiano tra di loro, interagiscono con noi in maniera abbastanza blanda, hanno salvato molte aziende dalle nostre parti, anche se all'inizio li criticavamo, invece adesso li stiamo cercando perché vorremmo venderci da qualunque, e negozi e bar, eccetera, eccetera. Però adesso è arrivato fuori questo coronavirus e ci stiamo abbattendo su di loro. Non so se hai visto i vari filmati che girano anche sul web, e magari uno insulta questi cinesi che tra l'altro erano della Corea del Sud e non c'entravano niente. E li insultava, qualcuno addirittura ha chiesto in maniera energica di andare giù dall'autobus, eccetera, eccetera. Quindi, facendo un link come facciamo spesso, innanzitutto solidarietà agli amici cinesi, innanzitutto complimenti anche all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto un buon lavoro. Riconfermiamo la nostra gratitudine per le 4 ricercatrici dello Spallanzani di Roma, eccetera, eccetera. Però questo latente razzismo che c'è per il diverso è una questione fondamentalmente culturale. Quindi meditate, gente, meditate, cominciamo a leggere un po' di più, a informarci un po' di più, essere meno trogloditi. Aggressivi soprattutto. Aggressivi, no, non è solo questione di aggressività, è proprio questione di ignoranza. Vabbè, questo lo dovremmo dire. Vabbè. Comunque sembra che il coronavirus in Polesine, sappiamo ci sono 2 casi anche a Corbola, qua in Basso Polesine, 2 casi, 2 ragazzini che stanno monitorando perché c'è una febbre, 2 presunti casi, però sembra che tutto sia sotto controllo. Ok. Bene, allora abbiamo concluso anche questo ulteriore blocco, noi ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. E siamo pronti allora per concludere praticamente con l'ultimo argomento di oggi, la puntata di Made in Polesine. Andiamo molto indietro nel tempo, quasi un secolo fa, insomma, 1929, l'anno, come lo diciamo noi in dialetto, l'anno del Jason, proprio c'è stato quel freddo terribile. Io non c'ero ancora. Io forse sì. Eri appena nato. Ti voglio bene. Allora, 91 anni fa, 4 febbraio 1929, è stato il giorno più freddo in assoluto del secolo passato. Visto che io stavo dicendo di questo secolo, invece del secolo scorso. 4 febbraio 1929, il famoso anno del Jason, l'anno più freddo in assoluto, dove ghiacciarono anche il Po e la laguna di Venezia,
fatto straordinario, si poteva passare dalla sponda all'altra del Po. Chi ha provato è stato bravo, perché non è così, ci vuole coraggio. E la temperatura andò fino a meno 15 gradi. Meno 15, Quindi adesso che ci lamentiamo che c'è troppo caldo, è meglio il caldo che il freddo. Dopo non stiamo lì a sottolineare che è un problema che in questo periodo non ci sia freddo, a parte che è un po' arrivato il freddo, un po', però, sì, però dai, fino a martedì si stava veramente benissimo, quasi a livello benissimo, primaverile. Allora, ricordiamo che sono stati 3 gli anni fondamentalmente più freddi, perlomeno in Italia, ma penso in tutto l'emisfero, il nostro emisfero. Il 1956, ti ricordo la famosa canzone di chi l'aveva scritta secondo te? La nevicata del 56 che cantava Mio Martini, l'aveva fatta, come si chiama quello che tutto il resto è noia? Il Califfo, bravo. E invece poi il 1995, questo io me lo ricordo benissimo, e anche tu non fa finta che non ricordartelo. Sì, certo. Quando arrivarono fino a meno 13 gradi, io mi ricordo un sacco di case che scoppiarono i tubi per il freddo, un sacco di disastri, eccetera, eccetera. Non siamo preparati a queste cose, non siamo assolutamente preparati, però a differenza del 1929 il Po non ghiacciò, ma ghiacciò l'Adige. L'Adige, sì. Hai capito che l'Adige ci ha superato. Quindi aspettiamoci che possa arrivare anche il freddo. Il freddo è fisiologico. Io mi ricordo a scuola si diceva sotto la neve pane. Esatto, sì. E sotto la pioggia fame. E quindi speriamo che sono detti questi che però che probabilmente hanno ragione. Quindi speriamo che questo clima si assesti. Abbiamo segnali preoccupanti che cominciano a dire che attenzione che il clima sta cambiando, attenzione che non è giusto che ci sia caldo in questo periodo. Speriamo che tutto si riassesti e che eppure il vento soffia ancora, come diceva il mio amico Pierangelo Bertoli, il più grande cantante in assoluto, e tutto si sistemi. Speriamo di non andare a meno 15, insomma, ma però meno 15 le dura, sì, le dura, sì. dura. Vabbè. Dai, va bene. Allora, dai, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. In conclusione dell'appuntamento anche quest'oggi Medi Polesine termina qua. Noi vi ringraziamo del vostro gentilissimo ascolto, però sapete che c'è sempre un appendice proprio nella fase conclusiva, e il nostro Leandro Maggi voleva ricordarvi un appuntamento proprio imminente. Allora, manca poco. Cioè, il 14 febbraio sono a Badia, sì, con Ritorno al futuro, se vi capita al ristorante Augustus, bella serata. Poi trovare. Bravo. Poi il 15 sono in Barricata, sempre con Fiesta. Il 15 è San Valentino, il giorno dopo. Vediamo se arrivano coppie o arrivano solo single. Ti farò trovare. E poi, se posso ricordare, Foglie Vive, Città della Musica, hanno organizzato un bellissimo concerto che è il 7 di marzo a Taglio di Po in Sala Europa, con i Beatbox, che è la cover band più famosa dei Beatles. Va bene, allora. Quindi sei invitato anche tu, siamo invitati tutti, eccetera, eccetera. Sembra così, sì, la conclusione della messa, poi quando ci sono tutti gli annunci, sai, anche noi in conclusione di appuntamento ricordiamo tutte le cose. Vabbè, dai, insomma, non vogliamo prendere il posto del nostro amico Roberto Marangoni, che è lui che fa una rubrica straordinaria. Che salutiamo, tra l'altro. Bene. Allora, con questo abbiamo veramente concluso, ci sentiamo la prossima settimana. Ringraziamo Radio Diva, Radio Colbe e Medi Polesine Web TV, e il nostro classico countdown da parte nostra, ma Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana, e il nostro countdown 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.